A Gerusalemme sta prendendo il via, proprio sul Monte degli Ulivi, la tradizionale processione che ricorda l'ingresso di Gesù in città. In diretta il corrispondente Giancarlo Gioielli. Rami di ulivo in segno di pace, rami di palma in segno di festa, così la folla riunita qui a Betfage sul Monte degli Ulivi tra poco partirà per raggiungere Gerusalemme secondo il cammino che nella tradizione, secondo il racconto dei Vangeli, percorse Gesù per raggiungere la città santa a bordo di un asino, segno di regalità tra la folla che stendeva i mantelli per strada, agitava rami di palma per salutare il ritorno del Massia, la stessa folla che pochi giorni dopo griderà a Pilato: crocifiggelo. Sono iniziate così le celebrazioni della Settimana Santa. Questa mattina le ha aperte il Patriarca di Gerusalemme, il Monsignor Pizzaballa, con una grande cerimonia al sepolcro tra la folla che ha agitato i rami di palma. Le celebrazioni che dureranno per tutta la settimana attraverseranno il momento della crocifissione per conclursi domenica proprio qui nella Basilica del Sepolcro con l'annuncio: Cristo è risorto. La linea può tornare a Roma. La Gran Bretagna è pronta ad assumere il patrocinio della ricostruzione di Kiev, così Zelensky nel suo discorso notturno alla nazione dopo la visita ieri a sorpresa del premier Boris Johnson. Il corrispondente